E qui, in attesa della grande festa di Sant'Agata, incontriamo il presidente del Cereo dei Panettieri, Michele Arcidiacono. Sì, buonasera a tutti, buonasera alla città di Catania. Sono Michele Arcidiacono, presidente dell'Associazione Cattolica Cereo Panettieri, la candelora la più pesante, considerata la mamma proprio sia per caratteristiche che per peso, oltre 1000 kg, portata da 12 portatori. È una bellissima candelora con stile liberty barocco, oltre che etico, rappresentata dalle scene del martirio di Sant'Agata, come vedete, dai santi, che diciamo è da 8 angeli che naturalmente fanno parte del Cereo. È una candelora che diciamo, è tra le più belle, perché è tra più antiche, oltre ad essere più antiche, è una tra le più splendide in assoluto. Ecco, da quante persone viene portata questa candelora? Come dicevo prima, da 12 persone, attraverso queste attraverso sia 4 cinghie che 8 stanghe. Quindi, se lei vede, sono considerate, ci sono 2 stanghe, una stanga grande e una più piccola, dove vengono messe 4 persone, quindi 4 portatori, più la curia davanti, che è il capo ciumma di tutta la candelora. Dietro è uguale, quindi ci sono sempre 2 stanghe più 4 portatori e una cinghia di dietro. Lateralmente ci sono 2 persone che sono considerate le cinghie per equilibrare, diciamo, la candelora nel suo movimento. Queste sono delle candelore, però vediamo anche delle illuminazioni. Come mai? Ci sono delle illuminazioni. Praticamente la candelora non è altro che un cerone, perché è una candela che è quella che rappresenta appunto Sant'Agata nel suo percorso, e naturalmente diciamo che il cerone è inserito all'interno del cereo della candelora e parte da sotto fino ad arrivare sopra, di un notevole peso anche lui, e quindi diciamo cerone come luce di Sant'Agata. Ecco, le bandiere cosa rappresentano? Le bandiere, ci sono bandiere dove in questa candelora no, perché questa è una candelora comunale, quindi non ci sono stendardi con scritte da persone che diciamo sono state a suo tempo inserite in questo contesto, ma essendo comunale ci sono solo bandiere che rappresentano tutte le bandiere, diciamo, dell'Europa, naturalmente. Questa è una processione, chiaramente è la terza festa più grande del mondo. È la terza festa per partecipazione, soprattutto diciamo, per come viene, diciamo, rappresentata, perché la terza al mondo per partecipazione di persone che vengono da tutta, diciamo, l'Europa, oltre che dall'Italia e naturalmente dai paesi noi circostanti. Ecco, intanto che giriamo intorno, io le voglio chiedere quando è iniziata questa sua devozione e questa sua partecipazione attiva. La mia è da piccolo. Questa candelora è portata diciamo, è stata portata sia come portatore che come rettore da mio papà. Mio papà l'ha girata per 50 anni e anche la medaglia d'oro per quanto riguarda questa candelora, e poi mio padre morì nel 2008 all'interno della cattedrale il giorno di Sant'Agata, quindi il giorno 5. Quindi un ricordo anche legatissimo. È un ricordo legatissimo che mi ha trasmesso e che io ho preso forte. Naturalmente questo ha fatto sì che io ho cercato di portare avanti la sua vocazione, la sua fede, e di conseguenza la porto anch'io all'interno, diciamo, della mia persona, ma anche per una questione di fede nei confronti di Sant'Agata. Ecco, domani ci sarà l'offerta della cera, poi il giorno 4 e il giorno 5 la processione. Ci sarà la processione, ci sarà il 4 il giro esterno e il 5 il giro interno. Tutte le candelore? Di tutte le 14 candelore, dico, sì. Precederanno la Santa per tutto il percorso? Precederanno la Santa per tutto il percorso, sì. Naturalmente noi partiremo inizialmente presto, dopo
dopo l'Aurora, dopo che ci sarà la messa dell'Aurora, e di conseguenza faremo il percorso naturalmente domani giorno 3 ci sarà l'uscita dalla cattedrale per quanto riguarda la carrozza del Senato, quindi con tutte diciamo, i partecipanti, con tutti i dipendenti comunali, le autorità ecclesiastiche e naturalmente il sindaco e tutte le forze dell'ordine naturalmente che tengono molto a questa festa nella sua interezza e quindi cercando anche di metterla in sicurezza per tutti anche gli abitanti e per le persone che naturalmente saranno presenti. Signor Michele, da catanese, da siciliano, cosa si sente di dire a tutti i nostri telespettatori, alle persone che ci stanno guardando da tutto il mondo, perché la nostra pagina è seguita da tutto il mondo? Allora, naturalmente Sant'Agata, lo sappiamo, il martirio che c'è stato, quello che ha rappresentato Sant'Agata, e naturalmente per tutte le persone di legarsi non solo ad una storia che ormai è conosciuta da tutti, ma che naturalmente fa sì che ognuno di noi si senta rappresentato sia all'interno del nostro corpo che all'esterno da una santa che naturalmente ci dà tanto e che ognuno di noi dobbiamo dare tanto. Possiamo chiudere dicendo viva Sant'Agata. Viva Sant'Agata, viva tutti i cittadini catanesi e viva Sant'Agata ancora una volta. La ringrazio tantissimo, io concludo facendo un giro intorno a questa bellissima candelora qui a Catania in attesa della grande processione. Ricordiamo ancora una volta, è la terza festa più grande del mondo per numero di partecipanti, un numero impressionante di devoti che si vestiranno di bianco con il cappellino nero e accompagneranno la Santa per tutta la città.